Nuovo sopralluogo della polizia a casa di Samuele Donadello, il 46enne padovano in carcere con l'accusa di aver ucciso Marco Cossi, il 48enne originario di Latisana, massacrato a coltellate la notte del 19 aprile in via Isonzo a Padova. Donadello si è autoaccusato del delitto, ma la sua ricostruzione del movente deve essere verificata. I poliziotti stanno cercando riscontri, analizzando i messaggi tra i due, la loro conoscenza e facendo accertamenti anche sulla vittimologia, ricostruendo tutto ciò che riguarda la storia della vittima. Donadello infatti ha raccontato di aver accoltellato Marco Cossi nel tentativo di difendersi durante una colluttazione dopo che si erano dati appuntamento in via Isonzo per parlare dell'attività di food truck che dovevano aprire insieme e che sempre secondo il racconto del killer sarebbe stata una copertura per lo smercio di droghe sintetiche. Gli accertamenti stanno proseguendo, ci saranno delle risposte che arriveranno appunto a livello scientifico, a livello appunto medico-legale e anche si sta lavorando per meglio definire e delineare il movente e anche quelle che sono state le iniziali dichiarazioni autoaccusatorie o autoindizianti. Viene chiamata confessione, in realtà più che una confessione sono dichiarazioni autoindizianti, autoaccusatorie che vanno anche queste riscontrate e quindi fra questi anche capire bene alcuni aspetti sul movente e anche sull'arma utilizzata, quindi questo stiletto, questo pugnale che ad oggi ancora non è stato ritrovato.